Vi chiedo un po' di silenzio. Sì, adesso poi facciamo occupare. Questo è il video di sabato 6 ottobre della consegna della risoluzione a Palazzo Carlo Fini. E non va più chi è. Grazie, questo era una sintesi della giornata di sabato 6 ottobre che in così poco tempo ha portato a un risultato strepitoso che poi insomma i nostri relatori vi spiegheranno. Allora iniziamo subito perché abbiamo appunto la diretta con Rete Veneta e i relatori sono molti e poi c'è spazio alla fine per il dibattito con il pubblico. Un secondo solo, un ringraziamento agli sponsor Cosmo Carrozzeria Castellana, i signori Cosmo sono tutti qui stasera. Di Casa Basso con sede stamattina di Lupani, Vedelago e Treviso, Marino Basso ci presenta l'agricola Perozzo di Vedelago e anche Antonio Perozzo di Sala e altre due persone che sono presenti in sala ma non vogliono essere citate e io li ringrazio comunque, loro sanno a chi mi sto riferendo. Allora, moderatore della serata è il professor Paolo Bernardini. Professor Bernardini è ordinario di storia moderna presso l'Università degli Studi dell'Insubria a Como, presso la facoltà di giurisprudenza. Scusate, è arrivato da Como, è partito alle 16:30 per essere qui con noi. Autore di 35 volumi di storia e politica, per alcuni dei quali ha vinto importanti riconoscimenti internazionali. Ha creato e diretto per 8 anni, fino al 2009, il Centro Studi Italiani ed Europei della Boston University, uno dei maggiori centri di insegnamento e ricerca americani in Italia. Quindi cedo la parola al professor Bernardini che sarà moderatore della serata. Grazie. Grazie a tutti, sono veramente emozionato anch'io. Io sono appena arrivato dall'Italia, ma essendo in area Schengen mi hanno fatto passare. Non ho trovato il confine e penso che poi anche il Veneto del futuro lo deciderà, ma questo lo decideranno i veneti se rimanere o meno all'interno dell'Unione Europea. Comunque sono arrivato da Como, sono felicissimo di essere qui, io sarò brevissimo perché abbiamo una diretta tra pochissimi minuti e ho l'onore e il piacere, oltre naturalmente l'onore e il piacere di essere qui, di presentare il segretario politico del Movimento Indipendenza Veneta, il professor Lodovico Pizzati. Bravo!
che Lodovico si avvicina e vi intratterrà su quello che sta accadendo, che sono in queste ore, non solo oggi, volevo presentarlo brevemente. Lodovico Pezzati è nato a Valdagno nel 1973, si è preparato, ha studiato negli Stati Uniti, all'università Santa Clara University da Georgetown, la Santa Clara University di una costa, cioè la costa costa orientale, scusate, la costa occidentale, e invece la Georgetown, come sapete, è a Washington. Ha lavorato attualmente docente anche a Foscari di economia a Venezia ed è stato per molti anni economista della World Bank, una delle più importanti banche per lo sviluppo mondiale, ed è autore di diverse pubblicazioni, ma ricordo solamente una, EU Integration, Regional Policy and Growth, l'integrazione europea, la politica regionale e la crescita, che ha pubblicato con la World Bank alcuni anni fa, e che è molto importante perché il Veneto del futuro certamente dovrà porsi come primo problema che tipo di aderenza e che tipo di rapporto avere con l'Unione Europea, a cui comunque che è un tema importantissimo. Naturalmente avere un segretario politico che è un economista e conosce gli aspetti economici, che sono più importanti naturalmente, come tutti ormai tragicamente sappiamo, di quelli politici, è una cosa estremamente importante. Ciò detto, ho parlato anche troppo, lascio a Lodovico la parola. Grazie Paolo e grazie a Lana Ferro, un applauso anche per Lana Ferro per un Io, parlando per primo, ho il compito di introdurre anche il movimento Indipendenza Veneta, perché c'è molta gente qua che è anche la prima volta che si avvicina anche a questo concetto. Però è una serata molto importante perché abbiamo anche delle novità, abbiamo un collegamento con Rete Veneta, quindi cercherò di sintetizzare molto velocemente il perché di Indipendenza Veneta e dopo andrò subito al dunque cosa sono le ottime novità di questa sera. Indipendenza Veneta è nata a maggio di quest'anno ed ha avuto una crescita esponenziale, non solo di aderenti ma anche di successi. Intanto perché indipendenza, velocemente, noi tutti stiamo vivendo sulla nostra pelle questa crisi, è inutile spiegare coi numeri, casomai lo faremo durante le domande, ma la cosa importante è che ci vogliono delle risposte, cioè ci vogliono delle risposte, non solo degli obiettivi, ma degli obiettivi fattibili e percorribili. Noi sappiamo benissimo che per gli ultimi 20-30 anni sono state provate molte strade per dare un minimo di giustizia fiscale alla nostra terra, per dare un minimo di giustizia a un popolo che in molti versi subisce una crisi che è precedente anche a quella degli ultimi anni. Abbiamo visto i tentativi autonomistici del federalismo, dello statuto speciale, che sono tutti tentativi che tentano di riformare lo Stato italiano e quindi tentano di avere una maggioranza nel Parlamento italiano. Noi ci siamo accorti che è matematicamente impossibile avere una maggioranza nel Parlamento italiano per avere questo tipo di riforma da Roma. Però se siamo guardati attorno abbiamo visto che succede in maniera molto più veloce grazie a un diritto precostituzionale, dopo verrà spiegato in più dettaglio, che ci permette di fare una riforma più drastica, più estrema se vogliamo, perché l'indipendenza, la completa indipendenza politica è molto più ambizioso di una semplice autonomia, però è più fattibile, cioè non è solo un obiettivo sì più elevato, però vediamo il percorso, è un percorso diritto lineare, perché secondo il diritto internazionale, secondo la comunità internazionale, è una decisione che spetta solo a noi veneti, non dobbiamo chiedere permesso a nessuno, non viviamo in un sistema feudale, non è una decisione che spetta a Roma, noi veneti come popolo abbiamo il sacrosanto diritto di decidere del nostro futuro. Quindi Indipendenza Veneta è un percorso logico, è un percorso razionale, è un percorso pacifico, è un percorso legale per raggiungere questo obiettivo, per raggiungere un sistema fatto a misura di Veneto. Adesso vi faccio una carrellata veloce delle azioni fatte da Indipendenza Veneta.
probabilmente molti di voi qua dentro hanno partecipato alla raccolta firme per una petizione per indire un referendum per l'indipendenza fatto la primavera scorsa. Abbiamo raccolto 20.000 firme e abbiamo fatto notizia perché le abbiamo portate al presidente della regione Veneto, Luca Zaia. Questo è il volere dei veneti, i veneti vogliono l'indipendenza, ecco 20.000 firme, se non bastano andiamo a prendere altre 100.000, è solo questione di tempo. È stata presa con serietà dal presidente della regione, il quale ha passato la patata bollente a Ruffatto, che è il presidente del consiglio regionale, per dire se c'è da indire un referendum deve essere approvato dal consiglio regionale, quindi occupatene tu. Ci sono stati dei pareri legali, delle opinioni contrarie, però noi ci siamo appellati al diritto internazionale e il Presidente dell'Unione Europea, José Manuel Barroso, ha detto chiaro e tondo in maniera ufficiale che il diritto di autodeterminazione si può fare ed è possibile che un nuovo Stato venga creato all'interno della realtà europea. E quindi passiamo ai nostri giorni, perché le cose stanno correndo a una velocità estrema. Abbiamo redatto noi come movimento, dato che abbiamo un fior di avvocati preparatissimi in questa materia, abbiamo preparato una risoluzione che abbiamo presentato come iniziativa popolare facendo l'evento del 6 ottobre, dove 1 migliaio e più di veneti si sono recati a Venezia e di fronte al Consiglio regionale, di fronte a Palazzo Ferrofini, hanno firmato e sottoscritto questa risoluzione e l'hanno presentata ufficialmente alla Regione Veneto. Di fronte a questa risoluzione, oggi i consiglieri regionali, in una riunione amministrativa già preprogrammata prima del nostro evento, hanno sottoscritto una convocazione di un consiglio regionale straordinario per discutere del tema di indipendenza, per allacciare rapporti diretti con l'Unione Europea, per avere la tutela necessaria, per avere il monitoraggio internazionale, per fare un referendum per l'indipendenza veneta. Questa non è una novità, perché l'Unione Europea ha già fatto questo per altri paesi dell'Unione Europea, nel 2006 il Montenegro. E quindi adesso vedete una bottiglia lì con su scritto 15 uomini, è un po' un concorso che abbiamo fatto, perché per convocare un consiglio straordinario ci voleva come minimo un quarto dei consiglieri regionali che avesse il coraggio di sottoscrivere questa convocazione. Quindi speravamo, abbiamo preso alcuni contatti per vedere se c'erano 15 uomini, dopo abbiamo fatalità, abbiamo trovato anche la bottiglia di rum che si chiama 15 uomini, e più tardi la consegneremo come premio a chi si è avvicinato di più al risultato. Bene, il numero ha sorpreso tutti, a parte il vincitore che aveva sparato un numero ancora più alto, però non aveva competizione perché tutti erano 15, 16, 17, così, no? appena sopra il numero necessario. A me ha sorpreso il numero perché è un numero simpatico. Simpatico perché c'è un libro di fantascienza che non mi ricordo, non so il nome in italiano, si chiama Hitchhiker's Guide to the Galaxy, dove parla di una società evolutissima che ci ha messo secoli e secoli e millenni per costruire un enorme macchinario che desse la risposta alla domanda di cos'è il segreto dell'universo. E dopo generazioni e generazioni questo super macchinario fatto da questa società evolutissima ha dato una risposta. Che fatalità combacia con il numero dei consiglieri che hanno sottoscritto. E il numero è 42.
non ne basta una di bottiglia, ma quasi 3 di quelle bottiglie di rum, chiamate 15 uomini. C'è già una super maggioranza. Adesso bisogna... schiacciante maggioranza del quorum. Intanto lasciamo che ci ascoltino. Vi dico velocemente, più che altro ci fa prima dire chi non ha sottoscritto. In sostanza ha sottoscritto Sandri, che è stato gentilissimo, Sandri ha fatto proprio come ha scritto lui, un dovere quasi morale in questa situazione di crisi dove ci stanno privando del minimo di democrazia che esisteva in questo paese, stanno centrando tutti, quindi un senso di dovere si è fatto promotore di questa raccolta firme. Dopo nominiamo Pettenò perché Pietrangelo Pettenò è stato uno dei primi a dichiararlo apertamente prima del coso. Tutti i 3 consiglieri dell'UDC, tutti i 3 consiglieri dell'Italia dei Valori, Foggiato per Unione Nord-Est, il PDL tutti a parte gli assessori, quindi erano 6 assessori che non hanno firmato per ragioni istituzionali, Giordato, Chisso, Coppola, Donat Giorgetti e Semaggiotto non hanno firmato, tutta la Lega, inclusi gli assessori, a parte Zaia che era assente oggi, e il PD è l'unico che non ha firmato, a parte il consigliere Fracasso. Questa è semplicemente una convocazione, adesso ci saranno altri giorni prima del giorno fatidico, quindi sicuramente noi andremo anche a parlare con i consiglieri che non hanno firmato, perché noi riteniamo che questa sia una risoluzione di buon senso, una risoluzione che andrà in Europa, quindi noi ci teniamo che ci sia una quasi unanimità negli intenti del Consiglio regionale, perché veramente non ho il tempo di parlare dei dettagli, ma è l'unica possibilità che i veneti hanno di un riscatto, e mi dispiace per aver fatto una carrellata così veloce, ma dopo lascio lo spazio anche agli altri relatori che potranno colmare le domande, che saranno tantissime, sul perché l'indipendenza veneta e perché ci arriveremo molto prima di paesi come realtà come la Catalogna e la Scozia. Un grazie a tutti e ridò la parola a